Il Consiglio regionale abroga la norma sulla contribuzione volontaria per i consiglieri la cui elezione sia stata annullata. La legge aveva causato polemiche e indignazione. Tirato in ballo dall'ex giudice Petrini, il sindaco di Rende si difende, sono totalmente estraneo ai fatti. Iole Santelli possibilista circa la costruzione della metro Cosenza Rende Unical. Riapre ai visitatori il Museo dei Bretti e degli Enotri a Cosenza. La Serie B rialza il sipario il 17 giugno con il recupero di Cremonese e Ascoli, poi nel weekend il primo turno dei 10 da giocare, via libera alle 5 sostituzioni. Buonasera dalla redazione TG10. Dunque la massima assemblea calabrese ha cancellato la norma sui vitalizi che tanta indignazione aveva causato nei giorni scorsi. Sia gli esponenti della maggioranza che quelli dell'opposizione hanno parlato durante il Consiglio di leggerezza e scarsa qualità della comunicazione. Ma vediamo i nostri servizi. Il Consiglio regionale della Calabria ha abrogato le modifiche alla legge regionale 13/2019 sulle rendite pensionistiche dei componenti dell'Assemblea. Un atto dovuto dopo le polemiche dei giorni scorsi, finite anche sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Anche il ministro Di Maio aveva invitato l'Assemblea calabrese a rivedere il provvedimento assunto. È stato il presidente Tallini a indire la riunione del Consiglio, svoltasi oggi con un solo punto all'ordine del giorno, l'abrogazione del pateracchio, approvato in tutta fretta nella precedente riunione. Nel corso degli interventi si è colto un certo imbarazzo, tanto è vero che non sono mancate le parole di scuse rivolte ai cittadini calabresi. Insomma, si chiude una brutta pagina della politica calabrese che è finita nel tranello di qualche furbacchione che ci ha provato. Certo, la nuova legislatura non è partita col piede giusto e non è riuscita a catturare le simpatie dei cittadini. La Calabria vive la più buia delle stagioni e la gente si attende altro da chi si è assunto il compito di amministrarla, non già di essere presa in giro. Il Presidente del Consiglio regionale, aprendo i lavori dell'Assise, ha ripetuto in pratica ciò che aveva sostenuto nell'intervista che vi abbiamo mostrato nel corso dei nostri telegiornali di ieri. Tallini ha chiesto scusa ai calabresi, ma ha puntato l'indice contro quello che ha definito un cartello degli sciacalli, in riferimento a tutte le polemiche, alcune a suo giudizio strumentali e non veritiere, all'indomani dell'approvazione della legge sui vitalizi. L'esponente forzista si è difeso e ha difeso il Consiglio, recuperando quella che ha definito la verità sull'obiettivo della legge, sostenendo che non si è trattato di un reintegro dei vitalizi e che inoltre i consiglieri regionali non guadagnano più dei loro colleghi di altre regioni. Quindi ha parlato di bugie inaccettabili e di fake news e di falso, perché i vecchi vitalizi sono stati aboliti nel 2011 e si è passati da 3.700 euro al mese ad una indennità di 720 euro lordi, spiegando ancora che l'indennità è di 5.100 euro contro i 6.400 di altre regioni. Perciò, ha affermato, non si capisce bene che cosa è stato riferito all'opinione pubblica. Protesta questa mattina all'aeroporto di Lamezia del comparto turistico della regione. Lavoratori e rappresentanti della categoria chiedono aiuti immediati al governo, un settore duramente colpito dallo stop imposto dalla pandemia. Da oggi con la fase 3 riaprono i confini regionali, ma i mesi di lockdown e il drammatico calo delle prenotazioni hanno messo in ginocchio il comparto turistico. 8 noleggiatori, agenzie di viaggio e guide turistiche questa mattina hanno protestato alla Lamezia Terme, il sit-in all'aeroporto internazionale più volte definito la porta della Calabria, ma oggi non ci sono aerei, non ci sono turisti e lo scenario è drammatico. È una manifestazione di proposta, è la proposta di una filiera che necessariamente deve stare unita, compatta, è la proposta di tutta la filiera dei servizi, della mobilità, delle professioni turistiche che sono funzionali, necessarie all'affermazione del prodotto turistico della nostra terra. Gli operatori chiedono al governo una serie di misure per sostenere un settore in grande difficoltà. Per noi diventa fondamentale la proroga della sospensione dei mutui, dei leasing sui beni mobili e immobili strumentali oltre il 39, perché è evidente a tutti che il nostro settore sarà fermo per l'intero anno. Noi chiediamo per i nostri dipendenti una proroga della cassa integrazione in deroga fino al 31/12/2020. Solo in Calabria ci sono 4.500 dei nostri dipendenti e delle loro famiglie che sono in questo momento fortemente preoccupate per il futuro che li aspetta. I fondi stanziati, sottolineano, sono insufficienti, come il fondo perduto riferito al solo mese di aprile. Il rischio è che se rimangono in questo modo le provvidenze che sono state decise per la nostra categoria, le agenzie di viaggi, ma parlo anche dei pullman turistici, degli NCC, dei tassisti, delle guide turistiche, di quant'altro vogliamo metterci all'interno della filiera, dei
dei lidi balneari, corriamo il rischio di non sopravvivere a questa pandemia, ma possiamo sopravvivere perché noi abbiamo in questo momento fatturato zero e probabilmente fino al 31 dicembre noi avremo fatturato zero. Senza fondi siamo destinati a fallire, hanno più volte ribadito. Nei prossimi mesi le banche si prenderanno i nostri mezzi e non abbiamo più nulla e dobbiamo ripartire da zero. Questo va evitato perché dietro ci sono tanti posti di lavoro, tanti stipendi per tante famiglie monoreddite che ne abbiamo tutti bisogno. L'ex giudice Marco Petrini, interrogato dai magistrati di Salerno sul sistema corruttivo all'interno del Palazzo di Giustizia di Catanzaro, tira in ballo anche l'avvocato Marcello Manna, attuale sindaco di Rende. Petrini parla di 2.500 euro ricevuti dal penalista, immediata la replica di Manna che dice sono totalmente estraneo ai fatti. L'ex presidente della seconda sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, Marco Petrini, continua a raccontare la sua verità ai magistrati di Salerno sul sistema corruttivo nel Palazzo di Giustizia e tira in ballo giudici e avvocati. Indagato nell'ambito dell'inchiesta Genesi, l'ex giudice nei diversi interrogatori ritratta gran parte delle sue dichiarazioni, aggiungendo poi nuovi particolari. Parla di patti corruttivi e fa riferimento tra gli altri anche ai rapporti con l'avvocato Marcello Manna, attuale sindaco di Rende. Secondo quanto riferito dallo stesso Petrini ai magistrati di Salerno, Manna tra il 2018 e il 2019 avrebbe chiesto un'attenzione particolare nel procedimento a carico di Francesco Patitucci. Petrini parla di 2.500 euro ricevuti dall'avvocato per la soluzione del suo assistito. Non si è fatta attendere però la replica di Marcello Manna, che si dichiara totalmente estraneo ai fatti, sottolineando di aver già chiesto ai magistrati titolari dell'inchiesta di essere ascoltato per poter chiarire così la sua posizione, ma dai PM di Salerno nessuna risposta. Non ho ricevuto nessun avviso di garanzia né qualsiasi altra comunicazione ufficiale da parte dell'ufficio di procura che si sta occupando del provvedimento, sottolinea Marcello Manna, che respinge le accuse sottolineando di aver appreso delle dichiarazioni di Petrini dagli organi di stampa. L'ex giudice, aggiunge Manna, ha affermato circostanze che in seguito sarebbero state smentite, così offrendo versioni contrastanti e fuorvianti. Torniamo sull'operazione dei piramidi, rinvenuti ulteriori gioielli, orologi di marche prestigiose e oggetti di lusso. Nuovi sviluppi nell'inchiesta denominata Le Piramidi, eseguita dai finanzieri di Reggio Calabria, che nei giorni scorsi hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio, diretta da Giovanni Bombardieri, e dal GIP del Tribunale Reggino, riguardante una truffa aggravata mediante la raccolta e gestione di risparmi, la vendita di strumenti finanziari fasulli a una struttura piramidale in assenza delle prescritte autorizzazioni in danno di oltre un centinaio di risparmiatori dislocati su tutto il territorio nazionale. La truffa ammonterebbe a circa 1.500.000 euro. Dopo le immagini trasmesse nei giorni scorsi e che riguardano i sequestri eseguiti dalle Fiamme Gialle di preziosi, continuano a pervenire al comando di Reggio Calabria numerose segnalazioni da parte di privati cittadini che avrebbero riconosciuto fra i preziosi oggetto di sequestro alcuni beni di loro proprietà già oggetto di denuncia di furto. Nel corso delle perquisizioni eseguite lo scorso 27 maggio, infatti, gli inquirenti hanno scovato 2 casseforti blindate ed armadio di grandi dimensioni con all'interno 51 diamanti di diverse carature, 125 orologi di pregio, 3.398 monete, tra cui 3.368 medaglie commemorative in bronzo, oltre a 624 pezzi fra anelli, bracciali, pendenti, orecchini, accendini, collane, spille e pietre preziose. In relazione al possesso di questi beni di notevole valore, l'indagato non è stato in grado di fornire nell'immediatezza un'adeguata giustificazione. Una settimana senza contagi per la Calabria, vediamo il bollettino di oggi. In Calabria, ad oggi, sono stati effettuati 69.978 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.158, più 0 rispetto a ieri. Quelle negative sono 68.820. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 18 in reparto, 4 in isolamento domiciliare, 161 guariti, 33 deceduti. A Cosenza 2 in reparto, 67 in isolamento domiciliare, 365 guariti, 34 deceduti. A Reggio Calabria 11 in isolamento domiciliare, 245 guariti, 19 deceduti. A Crotone 4 in isolamento domiciliare, 108 guariti, 6 deceduti. A Vibo Valentia 4 in isolamento domiciliare, 72 guariti e 5 deceduti.
Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Il paziente da rianimazione ricoverato al Pugliese ha eradicato l'infezione e è stato inserito tra i guariti della provincia di Crotone. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 115. Nel conteggio sono compresi anche 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Motivi strettamente personali, così ha motivato le dimissioni il commissario straordinario dell'ASP di Cosenza, Giuseppe Zuccatelli, manager che aveva assunto le funzioni di commissario dell'ASP di Cosenza il 19 febbraio scorso. E adesso parliamo di metro leggera. La Presidente della Regione Iole Santelli si dice possibilista circa la costruzione della metro Cosenza-Rende Unical. Oggi parte la fase 3, quella dei confini aperti fra le regioni, ma restano le disposizioni che incidono sui nostri comportamenti: mascherine, distanziamento e igiene delle mani. Adesso si punta alla ripresa economica, la più delicata e complessa delle operazioni. Le istituzioni devono muoversi in fretta, mettere in circuito il denaro necessario in attesa dei soldini che arriveranno dall'Europa. Anche le regioni devono mettere in campo risorse. La Calabria si muoverà in questa direzione dopo il Riparti Calabria? Ecco la Presidente Santelli che annuncia un po' di provvedimenti. Stiamo attuando degli specifici adesso bandi che sono relativi alla ripartenza da un lato del turismo, ma soprattutto un'iniezione di liquidità. Sono bonus per famiglie e per giovani, per vivere cultura e turismo. Il tentativo però è quello, in un momento di estrema cautela e diciamo la verità, anche in un momento in cui molte persone hanno trovato estrema difficoltà economica, perché io lo ricordo sempre a me stessa, c'è chi il 27 ha lo stipendio e può avere un tipo di atteggiamento, c'è chi è stato in lockdown e per questo non ha potuto lavorare, e a quelle persone dobbiamo pensare, far sopravvivere le imprese, far sopravvivere la ristorazione, riaprire gli alberghi, tentare di dare a queste attività produttive la tranquillità di riaprire, perché rischiamo che proprio non riaprano. È chiaro che questo non basta e che bisogna mettere in moto l'economia, magari puntando anche sulle grandi opere, come per esempio i grandi ospedali, promessi da anni e mai realizzati. Anche la metro Cosenza-Rende può dare fiato all'economia, ma a proposito di metro, il sindaco di Cosenza, dopo l'alt della Commissione europea, ha annunciato che l'opera verrà realizzata in 2 anni. A dare manforte al comune di Cosenza anche la regione. Sentite a tal proposito Iole Santelli. Come sapete la Commissione ha definanziato il progetto troppi anni e troppo in uno stato di avanzamento che la Commissione non riteneva congruo a poter finire. Ovviamente non significa che non si fa l'opera, che può essere recuperata nei fondi di coesione sociali, quindi altro tipo di fondi europei, un itinerario però, una strada diversa, è successa già altre volte anche nella stessa Cosenza. Cioè Calatrava o Piazza Bilotti erano in piani europei e poi sono stati spostati in FSC. Ha riaperto i battenti ieri a Cosenza il Museo dei Bretti e degli Enotri, un museo identitario della storia della città, si potrà visitare in sicurezza. Siamo nel magnifico chiostro del Museo dei Bretti e degli Enotri. Prego Francesco Camposani, il nostro operatore, di farti vedere la maestosità e la bellezza di questa struttura. E ripeto, è solo l'esterno di questo museo che ha aperto i battenti nel 2009 e che si trova allocato in un altro maestoso stabile, che è quello del complesso Sant'Agostino, che risale al 400. E proprio ieri, dopo il lockdown, ha riaperto il Museo dei Bretti e degli Enotri. Noi abbiamo, per garantire la sicurezza, abbiamo previsto la prenotazione online. Al momento ieri sono venuti dei curiosi che hanno visto il chiostro, non hanno fatto la visita perché appunto non avevano prenotato.
però ci stiamo organizzando per garantire a chiunque la possibilità di visitare il museo. Abbiamo previsto dei percorsi anche differenziati, entrata, uscita, per far sì che non ci siano affollamenti, delle fasce orarie con un numero contingentato di visitatori che corrisponde a 10 persone all'ora. E queste sono le notizie di servizio. Francesco, io vorrei che noi entrassimo nelle sale e facessimo vedere proprio i reperti, vedete, che risalgono a 100.000 anni fa, perché poi è questa la caratteristica del museo, direttrice. Sì, è un museo archeologico che ha un percorso che si estende dalla preistoria fino all'età romana, quindi in queste prime sale abbiamo i reperti più antichi, addirittura dei fossili, abbiamo età del bronzo, età del ferro, tutto un percorso diciamo cronologico con degli approfondimenti poi di tipo topografico, cioè concentrati su alcune delle aree da cui provengono questi reperti, prevalentemente l'area della Sibaritide, che diciamo ha dato origine alla nostra collezione, che ha avuto il suo primo nucleo con i ritrovamenti del 1888 proprio nella piana di Sibari, in particolare nella necropoli di Torre del Morbillo. Un lavoro importante che è stato svolto negli anni e a cui dobbiamo veramente un grazie profondo alla direttrice, alla dottoressa Cerzoso, proprio perché non solo è stato un lavoro certosino, ma un lavoro anche, devo dire, molto attento, con grande amore e professionalità, che oggi restituisce alla città un museo importantissimo, il museo della città, un museo archeologico visitatissimo. Ci sono molti curiosi, molti cultori della nostra storia, molti altri che invece dobbiamo in qualche modo stimolare. Come lo facciamo? Attraverso questo museo, attraverso le competenze, dalla gestione, dalla direzione, ma anche attraverso le varie attività di promozione, valorizzazione e conoscenza che vengono svolte durante l'anno, proprio perché è importante conoscere la nostra storia, è importante conoscere le nostre origini e soprattutto il valore di questi reperti, che è veramente notevole. La cronaca adesso ci porta nel Regino, vediamo. Accusate a vario titolo di coltivazione illecita di stupefacenti, 5 persone residenti tra Brancaleone, Bruzzano, San Luca e Bovalino sono state arrestate dai carabinieri del gruppo Locri, della Compagnia di Bianco e del gruppo Cacciatori Calabria. I 5 avevano curato e coltivato una piantagione di marijuana in un'area demaniale. L'operazione che ha portato agli arresti arriva dopo un'indagine svolta dai militari delle stazioni di Africo Nuovo e Bruzzano Zefirio, che ad aprile avevano scoperto a Ferruzzano, a pochi chilometri dalla strada statale 106, piccole piantagioni con un totale però di piantine considerevole, 1806. Le piantine avrebbero potuto garantire un guadagno di 8 milioni di euro. Dopo la scoperta i carabinieri hanno monitorato la zona, scoprendo che i 5 di età compresa tra i 26 e i 40 anni a turno si dedicavano alle coltivazioni. I carabinieri li hanno arrestati. Intanto oggi nelle prime ore della mattinata i carabinieri del comando provinciale di Reggio, su disposizione della procura della città dello Stretto, hanno effettuato diverse perquisizioni e sequestri nell'ambito di una operazione denominata Aristeo. Impegnati anche i carabinieri delle stazioni forestali di Melito Portosalvo, Brancaleone, San Roberto, Reggio e Bagaladi. Area interessata la Ionica Regina tra Melito Portosalvo e Africo. Obiettivi di questa indagine alcuni imprenditori del settore agricolo-zootecnico, i quali in concorso attraverso false dichiarazioni all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura attestavano di essere proprietari o di avere in concessione superfici agricole pascolabili per ottenere appunto dalla stessa agenzia contributi economici. I militari dell'Arma hanno effettuato sequestri di beni mobili e immobili, di conti correnti bancari e postali per un valore complessivo di 300.000 euro.
Adesso il calcio, è stato ufficializzato il calendario completo delle 10 giornate rimanenti per la conclusione della Serie B. L'Assemblea della Lega Cadetta, riunita in videoconferenza, ha anche dato il via libera, come richiesto dalla Federazione, alle 5 sostituzioni da distribuire in un massimo di 3 momenti durante la gara. Il meccanismo che era in vigore e che è in vigore in Serie C. Stilate le date per la ripartenza prevista per il weekend del 21 giugno con il recupero della sesta di ritorno tra Ascoli e Cremonese fissato il 17 giugno. Cosenza e Crotone scenderanno in campo nel weekend del 21 giugno, sono comunque da stabilire gli orari che saranno comunque preserali e serali. Sono 3 i turni infrasettimanali, il 30 giugno, il 14 luglio, il 28 luglio, l'ultima giornata della regular season sarà il 1° agosto, l'inizio dei playoff è previsto il 4 agosto, la finale di ritorno il 20, play-out infine il 7 e 14 agosto. Sono previsti appunto orari preserali e serali che saranno comunicati insieme alle programmazioni delle gare delle prime giornate. Adesso le previsioni meteo. Ancora instabilità localizzata sui rilievi e i versanti ionici, in attesa di un rialzo termico indotto dall'attivazione di correnti scirocali che anticiperanno una perturbazione prevista in attraversamento sul Mediterraneo centrale per la giornata di venerdì. Domani sereno poco nuvoloso con locali velature di passaggio. Temperature in deciso aumento. Passiamo a mari e venti. Domani ventilazione da sud ovunque, debole sul medio-alto Tirreno e su Alto Ionio, con mare quasi calmo o poco mosso. Moderata su Ionio Reggino e Catanzarese con mare mosso. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni. Grazie, arrivederci e buona serata.